Non so perché Davide vuole che andiamo più in là. Ma Davide, perché dobbiamo andare più in là? Perché l'altra volta si sentiva casino. È inevitabile, si sente il rumore. Tanto state là, se poi si sente casino vi spostate. Ok, mancano 3 minuti all'inizio della partita. I giocatori stanno continuando il riscaldamento. Vedo che il Treviso è praticamente al completo. Può schierare ben 13 giocatori e 2 portieri, mentre il Vicenza sono un po' meno, sono 8 giocatori e 2 portieri, quindi il Vicenza per forza di cose giocherà a 2 linee, mentre il Treviso potrà schierare anche 3 linee, anche se c'è da dire che dopo di questa partita ci sarà una partita under 16 tra Treviso e Montorio, e quindi alcuni giocatori presenti anche nella Serie C probabilmente verranno tenuti un po' più a riposo in vista di questa partita under 16. Cosa ne pensi tu, Luca? Ma penso che i ragazzi dell'Under 16 del Treviso abbiano un buon potenziale. Potrebbe essere che schierati all'interno della rosa possano dare il loro contributo, quindi se stanno un po' più in panca forse il Treviso potrebbe avere un po' di penalizzazione. Nello stesso tempo in questo campionato tutto potrebbe succedere, quindi anche con i valori in campo delle persone con più esperienza potrebbe essere che il risultato non sia così scontato come sembra. Ok, vedremo
nel corso della partita se appunto questi tre giocatori che ricordo sono Nespolo Alessandro, Bianchi Mattia e Grespan Ettore, sono i tre giocatori under 16 che militano anche nella Serie C, che finora hanno sempre dato il loro contributo. Tra l'altro Bianchi Mattia è addirittura il capocannoniere del Treviso con 5 reti. E vedremo se le disposizioni di Tobia Vendrame saranno di tenerli costantemente in pista a girare a 3 linee o se verranno preservati per la partita successiva. L'arbitro ha fischiato, manca un minuto all'inizio della partita, si mettono via i dischi. L'assistente attrezzista del Treviso è Elia Vendrame, che sta aiutando Leonardo Vigni a mettere via i dischi. Ecco la sirena. Il Treviso è nella classica tenuta bianco-azzurra e il Vicenza, i Diavoli Vicenza, tenuta rossonera. Saluto tra le squadre. Il capitano del Treviso è come sempre David Sagui. Il capitano del Vicenza è Cremonese Alessandro, numero 88. Ecco il solito urlo di incitamento delle due squadre attorno al portiere, il solito grido che non si capisce niente. Il Treviso lo sentiamo bello carico. Sì, si può sperare che questa partita sia un po' aperta dal punto di vista del punteggio, più che altro per favorire lo spettacolo sia degli spettatori presenti sia degli spettatori da casa, in modo che non sia una partita a senso unico. Questo si può sperare, insomma. Ricordo che il Vicenza appunto è quarto in classifica con 9 punti, ha vinto 3 partite. Il Treviso ha un punto che è stato vinto grazie a una sconfitta però all'overtime con l'Asiago. Prima in classifica della Serie C è il Montebelluna, seguono gli Asiago Nudes, gli Asiago Blackout, il Vicenza appunto, poi c'è il Gorizia, il Cittadella e quindi il Treviso. Ecco che si parte, primo disco in possesso del Vicenza col numero 33, ma intercetta Darin a Ciubo, Alessandro Palù lascia a Ciubo alza la testa, vede Darin libero, anche Darin cerca un passaggio ma viene intercettato, disco che esce e si ripartirà con un ingaggio. Sembra che il Treviso abbia deciso di schierare come prima linea la linea con più esperienza. Sì. Sono stati lasciati fuori i ragazzi dell'Under 16 come pensavamo, vediamo se entreranno dopo o se verranno lasciati proprio a riposo per la partita successiva. Probabilmente dipenderà anche da come andrà il risultato della partita. Ecco il disco ancora del Vicenza che sta salendo col numero 5, tiro che viene deviato dai gambali e recupera Palù e lascia Mattia Darin, sale Mattia Darin ma lascia dietro a Ciubo. Ecco che il gioco. Cerca di impostare il gioco da dietro, gli attaccanti scendono per agevolare l'uscita, ma Ciubo ancora non si decide a
lasciare il disco, c'è il rischio di ritardata. Ecco che trova David Sagui libero, cerca un tiro da lontano per cercare una deviazione. Ecco che Mattia Darin riesce a recuperare il disco e cerca, non si capisce se un passaggio o un tiro. Poteva essere anche un rimbalzo del genere può mettere anche in difficoltà il portiere. Effettivamente è stato pronto nel primo palo a stoppare con il guanto il disco. Sì, in effetti un disco che arriva da dietro al portiere può anche rimbalzare contro il portiere e creare un autogol, ma il portiere è stato Pronto bravo a bloccare il disco. Pronto e attento. Ecco che entra la seconda linea con Tommaso Canner, Marco Quinto che adesso ha il disco. Tiro di Marco e parata del portiere che nuovamente si fa trovare pronto. Di Sì. nuovo una pinzata. Stava per lasciare il disco per far continuare il gioco, ma l'arbitro Guffler aveva già fischiato, quindi si riparte con l'ingaggio. Joshua Bartolomei all'ingaggio. Ingaggio vinto dal Vicenza. Disco gestito adesso dal numero 29 che è Marcon Giampietro. Attenzione, bel tiro di Tommaso Canner, ma alto. Buona occasione per Tommaso Canner, purtroppo non c'entra allo specchio della porta. Ma recupera il disco e lo lascia dietro Alberto Corbetta. Oddio, in questi primi 3 minuti di gioco c'è un discreto possesso da parte del Treviso che sembra essere pronto a questa sfida. A vedere se nella costanza, nella continuità della partita riesca a mantenere questi ritmi. Sì, altro bel tiro di Corbetta, adesso un tiro del Vicenza che esce. Adesso Cremonese, il capitano, lascia Marcon si ferma, ma riesce a tirare, palo. Attenzione, ha fatto un tiro improvviso che a momenti sorprendeva Marino Prosdocimo in porta. Ma il palo ha salvato il Treviso questa volta, ma ancora il Vicenza in attacco. Attenzione, recupera Joshua Bartolomei, giustamente torna indietro. Agevola anche il cambio di linee. Tommaso Canner torna dentro la prima, quindi diciamo che è confermata il fatto che i 3 under 16 restano a riposo, forse rientreranno magari più tardi, vedremo come andrà il corso della partita. Bel movimento di Mattia Darin, bel tiro, ma finisce sui gambali dell'avversario. Ancora il Vicenza adesso. Marcon, Cremonese. Tiro di Cremonese, bella parata di Marino. Bel tiro e bella parata. Parata con la respinta. Occhio, grande Palù, adesso riesce a recuperare un bel disco. Riesce a saltare un avversario, la mette al centro. Ma il portiere riesce a allontanare il disco, ma ancora il Treviso col disco. Darin era troppo sotto al portiere, non riesce a intercettare. Tiro di Ciubo, tiro un po' centrale, parata facile del portiere. Diciamo che nell'azione precedente Mattia Darin si trovava un po' troppo sotto la porta, purtroppo Palù, avendo fatto un bellissimo assist, non è riuscito a servirlo bene perché aveva troppo poco spazio per muoversi Mattia Darin. Sì. Il portiere del Vicenza, ricordiamo, è Guglielmi Damiano. Il Vicenza sempre attento, il Vicenza molto efficace nei contropiedi. Sì. In questa occasione Devi era riuscito a fermare il disco, ma lo riprende il Vicenza. Attenzione, il numero 66 che fa un bel assist al numero 5, precisamente era Baggio Fabio che ha fatto l'assist a Giaretta Giorgio. Ma adesso il Treviso con Palù, tiro di Palù che finisce alto e il Vicenza recupera il disco. Un tiro che non era così scontato perché era nascosto da tutti i giocatori davanti al portiere, quindi non sei stato intercettato verso la porta. Ciubo adesso, Fabio Berto mantiene il possesso, cerca un compagno libero, non lo trova, quindi si rifugia dietro porta, agevola il cambio linee. Stefano Santarossa trova Michele Salviato che però non è riuscito a fermare il disco, ma adesso ancora Stefano Santarossa.
è riuscito a recuperarlo, attenzione, ma non è riuscito a passare a Michele e il Vicenza recupera col 15. Molto veloce il numero 15. È Mattia Bettello. Il Treviso si fa trovare impreparato nei contropiedi. Attenzione ancora Bettello davanti il portiere, ma la difesa riesce a fermare. Corbetta non riesce a trattenere il disco. Qualche errore di troppo in difesa, in effetti Vicenza recupera dietro la loro porta. Viene su col numero 9 che lascia Zazzarò, il numero 12 che è il goleador del Vicenza, ha ben 9 reti all'attivo in questo campionato. Tommaso Caner sale sulla fascia velocissimo, bel tiro. Bel tiro verso il portiere. Bel tiro, ma il portiere è sempre prontissimo. Attenzione Zazzaron, cade Alberto Corbetta, attenzione 2 contro 1, grande azione del Vicenza, ma altrettanto grande parata di Marino Prostocimo che trattiene. C'è molta distanza tra la difesa del Treviso e gli attaccanti di Vicenza, questa cosa qui permette ai giocatori di Vicenza a tre quarti campo di prendere dello spazio e prendere dei tiri che potrebbero essere tranquillamente intercettati dalla difesa. Sì. Ingaggio, attenzione, vinto ancora dal Vicenza, ma riesce a intercettare, bravissimo Alessandro Pallù che riesce a saltare un uomo e nel momento del tiro viene deviato da un difensore, disco che esce, quindi si riparte con un ingaggio. Comunque per ora partita molto equilibrata con belle azioni da entrambe le parti. L'occasione migliore probabilmente l'ha avuta prima il Vicenza con quell'occasione del 2 contro 1, ma è stato bravo Marino. Ingaggio ora vinto dal Treviso, David Sagui col disco. Alza la testa, cerca un compagno libero, si muove Pallù, ma anche Ciubo. Ciubo ha un bel tiro, gran tiro, ma grande parata ancora del portiere, recupera ancora Ciubo. Lotta come un leone in balaustra, vede indietro David Sagui, attenzione il disco salta, ma riesce a passare subito Alessandro Pallù che vede subito Darin. No, passaggio sbagliato di Darin. E il Vicenza adesso sta recuperando il disco, ma sì, con un passaggio dietro porta Cremonese, adesso il capitano. Ancora fermo dietro porta, ecco che il giocatore è andato a prendersi il disco e tenta un passaggio in avanti, sbagliato però è Baggio Fabio. Decisamente fuori misura. Ancora David Sagui col disco, vede Mattia Darin che non riesce però a saltare l'avversario, ma recupera benissimo il disco. Bravissimo, lascia dietro a Fabio Berto Ciubo che però perde il disco. Per fortuna ancora Baggio riesce a recuperare Mattia, ma ancora il Vicenza che sbaglia però il passaggio. Berto Ciubo, duello fisico, passaggio sbagliato del Vicenza che recupera Alessandro Pallù che consente il cambio linee, lascia Corbetta. Joshua si fa vedere in uscita, anche Marco Quinto, ma fa un passaggio lungo a Tommaso Caner che riesce a prendere il disco, salta un uomo, si trova dietro porta, peccato, questa era una bella azione del Treviso, un bel passaggio di Tommaso Caner, adesso sbaglia Alberto Corbetta il passaggio, tiro di Zazzaron che finisce sui gambali e poi esce dalla porta, quindi adesso il Treviso recupera, bel passaggio di Marco per Tommaso Caner. Adesso Joshua vede Marco Quinto, Marco purtroppo finisce sui pattini di un giocatore. Zazzaron viene fermato da Joshua e da Alberto Corbetta, ma ancora Zazzaron trova Baggio libero, Baggio dietro porta del Treviso, la mette al centro, viene deviato da un pattino. Joshua arriva velocissimo, ma più veloce
è il giocatore del Vicenza, Baggio adesso col disco, tiro e bella parata di Marino. Siamo a 10 minuti dalla fine del primo tempo, ancora 0-0. C'è da dire che i portieri stanno facendo un bel lavoro e questo è il motivo del risultato ancora inchiodato. Sì, i portieri di occasioni ce ne sono stati, i portieri hanno fatto sicuramente la loro parte nel mantenimento di questo risultato. C'è da dire che dal punto di vista diciamo del strettamento dell'attacco il Treviso sta facendo un buon lavoro. Sono un po' più in dubbio dal punto di vista degli spazi che si aprono in difesa, anche perché almeno un paio di giocatori del Vicenza sono molto pericolosi, hanno una buona patinata, hanno un buon tiro, soprattutto un tiro d'improvviso che può mettere in serie difficoltà e può sicuramente infilare un disco all'interno della porta se non ben contrastato, quindi c'è sicuramente da lavorare sulla tre quarti campo per il Treviso. Attenzione adesso Pallu mette un disco Ottima al centro occasione. per Darin, ma è stato intercettato da un difensore. Adesso il solito Zazzaron si trova davanti al portiere, tiro di rovescio, no, questo è da annullare, ha segnato con la mano. L'hanno visto tutti e per fortuna l'ha visto anche l'arbitro Kuffler Andrea. Sapete che nell'hockey si può toccare il disco con la mano, ma non va indirizzato il disco, va lasciato semplicemente cadere a terra, quindi in questo caso il giocatore ha fatto un vero e proprio tiro di mano. La mano de Dios, non riuscita però. Poteva provarci con la stecca, che magari riusciva a prenderlo al volo, come ha fatto Avrebbe la settimana potuto, scorsa sì. Mattia Bianchine, ha fatto un gol. Oppure o involontariamente avrebbe potuto fare la cosa più involontariamente con un gambale indirizzando il disco verso la porta e quello sarebbe stato sicuramente più dubbio per l'arbitro. È stata invece una decisione piuttosto semplice e arbitrale, Ma è nel senso che stata era troppo palese. plateale, diciamo che ci voleva un po' più di furbizia da parte del giocatore, ma se non vado errato è stato il numero 5 Giaretta, che è uno dei giocatori più giovani del Vicenza, quindi magari ha bisogno di fare un po' di esperienza. Time out nel frattempo chiesto dal Vicenza, probabilmente per rifiattare. Comunque anche se il Treviso ha più giocatori sta comunque giocando a due linee come il Vicenza. Vediamo se si giocherà l'asso nella manica nel secondo tempo con gli under 16 che entreranno belli freschi. Ingaggio vinto da Darin che cerca David Sagui ma viene fermato. Ancora Darin, Ciubo vede David Sagui, lascia Palù, cerca il ripassaggio a David Sagui ma viene fermato, ma ancora Ciubo, ancora Ciubo. Uno spazio per tirare o per passare, vediamo cosa decide di fare. Forse ci stava un passaggio subito, ma questo era un bel passaggio, ma non è stato intercettato da Mattia Darin, che adesso però recupera il disco nell'angolo, passa dietro porta Ciubo non ha nessuno vicino, ci si mette anche l'arbitro che blocca il disco col pattino. Ecco che arriva Mattia Darin a dare una mano, lascia dietro Alessandro Palù che lascia Sagui che vede Ciubo subito, Palù, bella azione questa, bel tiro ma ben piazzato il portiere come sempre. Ancora il Vicenza con Giaretta, fa una finta, ancora Giaretta la mette al centro, per fortuna, due uomini attenzione alla porta. Al numero 15 che la mette al centro ma viene intercettata da David Sagui che lascia Mattia Darin. Grande rischio per il Treviso, due uomini liberi davanti alla porta, lasciati lì, un po' nella confusione. Mattia Darin prende tempo, consente il cambio linee. Santarossa vede subito Marco Quinto, Tommaso Caner. Tommaso torna dietro porta. Vede Michele, ma era troppo marcato, ma Alberto Corbetta per un attimo cerca di prendere il disco, tiro da lontano, parata di Marino.
Ancora Tommaso, attenzione, ancora il Vicenza, tiro da lontano, disco Un alto, bel tiro forte. bel tiro ma non preciso. Michele Salviato adesso cerca di partire velocissimo, anche lui un bel tiro sull'angolino, ma il portiere bravissimo col gambale. Scontro adesso, l'arbitro col braccio alzato, ci sarà una penalità. Non si è capito chi ha fatto la penalità, però sta uscendo il portiere del Vicenza, vuol dire che la penalità è del Treviso e il Vicenza adesso ne approfitta per giocare. Ma infatti è stato un scontro alla pari a nostro avviso. Comunque resta il fatto che adesso il Vicenza sta giocando in 5 contro 4, adesso il Treviso recupera il disco, quindi l'arbitro fischia. Personalmente mi sembrava che fossero un po' alla pari i colpi, diciamo, ai limiti del regolamento, ma non vedevo così una... Entrambi i giocatori stavano spingendo sì. e non abbiamo visto un'irregolarità da parte di uno dei due. Poteva lasciar correre, in ogni caso ormai ha fischiato, quindi superiorità numerica per il Vicenza che ha l'occasione per sbloccare la partita. In pista per il Treviso Darin, Palou e Caner, vediamo se riescono a far passare questi 2 minuti indenni. Darin col disco, adesso cercherà di far passare il tempo, la passa infatti dietro a Tommaso Caner. Tommaso, vediamo se tenta il passaggio a Palou. No, se la passa a se stesso tramite la balaustra. Ancora possesso del disco del Treviso. Bravissimi, riescono a mantenere il possesso, ma ecco che adesso Vicenza riesce a recuperare il disco. Adesso si schiereranno in formazione per il power play. No, sbagliano anche loro, recupera Mattia Darin. Mattia vede Tommaso Caner, cerca di partire veloce, si ferma e perde il disco, peccato. Bettello adesso col disco, lascia dietro a Zazzaron, ecco che adesso Vicenza è schierato per il power play, ma intanto se n'è andato già un minuto. Basta resistere un altro minuto di power play, attenzione a Marcon, sbaglia il passaggio. Grande Mattia Darin, recupera. Bravissimo, fanno finta, riesce a tenere il disco, bel passaggio Alessandro Palou, gol! Grande azione del Treviso in penalty, 3 contro 4, sono riusciti a fare. Alessandro Palou davanti alla porta difficilmente sbaglia, ha un ottimo possesso del disco e ha un'ottima visione della porta. E lasciato libero davanti lì anche in inferiorità numerica, non ha paura di prendersi i suoi rischi perché ha l'esperienza per giocare a testa alta in Serie C sicuramente. Ha fatto un bellissimo tiro sull'angolino in alto a sinistra del portiere, ci voleva un tiro perfetto per battere sto portiere che finora aveva parato tutto e ci sono riusciti anche se erano in inferiorità numerica 3 contro 4, quindi bravissimi. Gran assist di Darin e gran tiro di Palou. Bisogna dire che il Vicenza in questo power play ha sbagliato abbastanza il possesso del disco, non sono riusciti a stare tranquilli nel possesso e nel reimpostare il gioco, si sono un po' ammassati davanti alla porta del Treviso senza riuscire a trovare quell'intesa necessaria e quella calma necessaria per giocare un power play ordinato. Infatti sono stati un po' affrettati, non riuscivano all'inizio a recuperare il disco e una volta recuperato l'hanno giocato male e di fatto non sono riusciti ancora a fare un tiro nonostante siano in superiorità. Rimangono comunque ancora 48 secondi di superiorità per il Vicenza perché anche se il Treviso ha segnato rimane comunque in inferiorità. È entrato Alessandro Nespolo, attenzione, l'Under 16 che sembrava dovesse rimanere a riposo, ma siccome si sta prospettando Nespolo, sia fisicamente sia tecnicamente ha la possibilità di giocare bene in questo penalty killing. Assolutamente sì. Sia nella velocità che... Attenzione! Tiro da lontano di De Lorenzi. Che impatta nella stecca di Alessandro Nespolo. Quindi è stato determinante in questo penalty killing per far prendere gol al Treviso. Infatti, quindi...
No, viene lasciata, data fiducia ancora a Nespolo, rimane in pista. Purtroppo sono cose che succedono e è un peccato che sia successo appena entrato, da pochi secondi, Sì, non giova al nella morale. prima azione della partita. Esatto. Ecco che Nespolo comunque adesso recupera il disco, forse non è ancora concentrato perché ha sbagliato il primo passaggio, adesso cade anche. Ciubo adesso col disco, vede Nespolo, attenzione a Nespolo che è capace di fare delle magie a volte, saltare i giocatori in pochissimo spazio, ma a momenti Nespolo riusciva a tirare davanti al portiere. Carica in balaustra, 2 contro 1, ma l'arbitro lascia correre, ci poteva stare un fallo qua a favore del Treviso. Nel frattempo è finita la penalità, sono in 4 contro 4, attenzione, bel tiro di Giaretta, ma Marino non si fa sorprendere. La penalità si è... Alessandro ha anche rotto la maglia, tra l'altro. Ok, cambio delle linee. Per la precisione la penalità è terminata al momento che hanno preso gol. Sì. Marco Quinto all'ingaggio adesso. Si lotta in balaustra, Tommaso Caner fa valere il suo fisico possente e parte velocissimo, è già davanti alla porta. Ma Bettello, attenzione, bel tiro di Marco Quinto, parata ancora del portiere. Siamo a 4 minuti alla fine del primo tempo e il punteggio è 1-1. Tiro adesso di Zazzarò, ma sui gamballi di Alberto Corbetta. Joshua adesso cerca di recuperare il disco, ancora Zazzarò, tiro deviato da Marino. Adesso una carica, infatti l'arbitro alza la mano, si può giocare adesso in superiorità numerica, infatti Alberto Corbetta prende tempo, Marino intanto esce, entra un giocatore, David Sagui, quindi 5 giocatori del Treviso contro 4, si applica la regola del vantaggio, quindi il Treviso può far uscire il portiere perché se il Vicenza dovesse toccare il disco l'arbitro fischierebbe, quindi è impossibile prendere gol per il Treviso. Tiro adesso di David, non irresistibile. Si poteva fare meglio sicuramente. Io credo che fosse un passaggio, solo che ha passato sui gambali dell'avversario. Vicenza mi sembra in questo momento un po' disordinato, anche stanno iniziando un pochino a premere un po' più con il fisico, sembra quasi che si stiano un po' facendo influenzare dall'andamento della partita, non sicuramente secondo i loro piani. Probabilmente guardando la classifica si sarebbero aspettati un risultato già chiuso in questo momento. Una partita più semplice, ma così non è. Infatti sta risultando una partita molto equilibrata, dove il Treviso ha delle ottime chance, anche perché adesso è in power play, quindi 2 minuti in superiorità. Vediamo se riescono a gestirlo meglio di quello che ha fatto il Vicenza prima. Tiro di Ciubo da dietro, ma sembra di sì, anche se il tiro era un po' semplice da parare, diciamo centrale per un portiere preparato. Questo tiro qui è abbastanza semplice perché ci poteva stare comunque una deviazione, come è successo nel caso di prima del Vicenza, che col tiro deviato da Nespolo hanno fatto gol. Attenzione adesso, Ciubo perde il disco, Bettello cerca anche lui di andare in attacco nonostante l'inferiorità numerica, ma Ciubo recupera, vede Darin, cerca Palù, una deviazione sotto porta, ma parata dal portiere. Adesso Vicenza spazza via, più lontano possibile. Ciubo va a recuperare il disco. Un minuto ancora un minuto di power play. Ciubo sempre ultimo uomo, Darin, Ciubo, Palù, Ciubo, tiro di Ciubo, sempre centrale, troppo centrale anche in questo caso, ma presumo che Ciubo più che altro tenti rimbalzo di David Sagui che è davanti al portiere, ma il portiere è riuscito a trattenere, quindi si riparte con l'ingaggio. Il capitano David Sagui all'ingaggio.
vinto dal Treviso. Darin, tiro di Darin deviato, recupera però Alessandro Pallù, bravissimo per mantenere il possesso, la butta dietro, recupera Darin. Darin vede Ciubo, tiro al volo, bel tiro di Ciubo, è ben angolato, ma il portiere era piazzatissimo, Era già in posizione, molto già prima che veloce arrivasse nel tiro. spostarsi da una parte all'altra della porta il portiere. Altro ingaggio, David Sagui sempre all'ingaggio, ancora vinto dal Treviso, molto bene, è fondamentale vincere gli ingaggi nelle situazioni di 30 power play. secondi alla fine del power play, diciamo c'è il tempo per un paio di azioni, diciamo una in 20 secondi, adesso vediamo Se riusciamo riusciamo. a tentare il tiro subito David, e tenersi circa tiro di David che esce, ma ancora il Treviso con Pallù, vede Ciubo, tiro di Ciubo, di rimbalzo, ma ancora il portiere che para e trattiene. un secondo alla fine della penalità e dopo il Treviso sarà in 4, decide di schierare la seconda linea perché tanto non vale più la pena di spingere in attacco, quindi praticamente la penalità è finita, quindi cambio linee. Adesso attenzione perché se vince l'ingaggio il Vicenza potrebbero avere l'uomo in attacco come effettivamente è, ma è ben non marcato riescono ad avere il disco libero. Attenzione che Stefano Santarossa recupera un bel disco, vede dietro Tommaso Caner, tiro di Tommaso cercando la deviazione, il portiere non trattiene ma Michele non è riuscito a andare sul rimbalzo. Ancora il Vicenza con Marcon, disco deviato che esce, quindi si ripartirà con ingaggio a centrocampo. Manca un minuto alla fine del primo tempo, 1-1, partita molto equilibrata. Forse nel conteggio dei tiri qualche tiro in più da parte del Treviso? Sì, credo di sì, credo che un pochino dal punto di vista dei tiri ci sia un po' di superiorità dal punto di vista del Treviso. Vicenza adesso forse un po' di tiri un po' semplici da parare, però recupera Tommaso Caner, si lotta in balaustra, c'è anche l'arbitro di mezzo, attenzione, vediamo chi riesce a recuperare questo disco che potrebbe essere il disco dell'ultimazione. Alla fine il disco viene trattenuto e quindi l'arbitro fischia per un ingaggio. Disco buttato in avanti da Michele Salviato che non riesce però a recuperarlo, ma la recupera Tommaso Caner, l'ultima azione del Treviso. Attenzione, Stefano vede ancora Caner, tiro che finisce sui gambali del portiere, ma il disco resta là e il portiere è lestissimo a fermarlo. Quindi altro ingaggio a 19 secondi alla fine del primo tempo. C'è un po' di discussione adesso tra i giocatori. Dei bisticci inutili per un uomo davanti alla porta che non stava facendo nulla. Sì, in effetti non c'è stata nessuna carica. Quindi se devi difendere il portiere devi andare là ben prima in effetti. Aveva due giocatori del Treviso davanti il portiere, quindi sì, ma arrivare in ritardo non serve non mai hanno assolutamente toccato il portiere, esatto. A mio avviso, quindi non c'era nessun motivo. Attenzione a Zazzaron, ancora Zazzaron, ma recupera Caner, secondi, c'è tempo di potrebbe andare all'ultimo tiro che però Caner finisce alto. 2 secondi alla fine, 1 secondo. Ecco che arriva la sirena di fine primo tempo sul punteggio di 1-1. Bella partita, ben equilibrata. Adesso ci sono i 7 minuti di pausa, ci risentiamo tra poco.
Rieccoci qui a Treviso al Pala Hockey a Santa Maria del Rovere in via delle Acquette per il secondo tempo della partita di Serie C tra i Rhinos Treviso e i Diavoli Vicenza. Dopo il primo tempo risultato di 1-1, partita finora molto equilibrata e dove i portieri hanno fatto un po' la differenza perché il risultato lo dimostra, anche pochi gol ma tante belle azioni e tanti bei tiri, forse qualche tiro in più da parte del Treviso. E anche qualche distrazione difensiva in più da parte del Treviso. Anche questo è vero. Adesso nel secondo tempo vediamo che sono entrati 3 giocatori under 16 che nel primo tempo non sono mai entrati, salvo una presenza veloce di Nespolo che è servita a prendere un gol. Primo ingaggio vinto dal Vicenza. Cremonese fa un lancio lungo a Zazzaron. Zazzaron adesso gestisce il disco, la ripassa dietro, ancora Cremonese. Ma attenzione, Bianchin Mattia recupera un bel disco, ma torna indietro. Passa a Santa Rossa, ancora Bianchin. Vede Grespan Ettore, ancora Bianchin, perde il disco. Cremonese adesso la lancia a lungo, sbagliando. Santa Rossa, Nespolo salta un giocatore, la ripassa Santa Rossa, ancora Santa Rossa, vede Nespolo cercava l'assist per Grespan, ma il disco era un po' troppo lungo. Attenzione, passaggio sbagliato indietro adesso proprio a Zazzaron, ma finisce sui gambali di Stefano Santa Rossa. Recupera Bianchin dietro porta, parte velocissimo, c'è Grespan sulla destra ma vede Nespolo che era bella l'idea però di Nespolo per Grespan, ma è stata intercettata. Marcon salta Grespan, tiro, bel tiro che prende il palo esterno ma esce per fortuna. Zazzaron adesso, ancora lui, tenta il tiro, finisce sui gambali, tiro che finisce sul giocatore del Vicenza. Grespan adesso è in 1 contro 1, cerca il tunnel che non riesce, recupera Cremonese, ancora lui, va verso il centro della porta, bel tiro che finisce alto di un niente. Nespolo adesso col disco, vede Bianchin, attenzione 2 contro 1, Bianchin a Grespan, peccato, poteva magari fare una finta. Cosa dici papà Luca? Diciamo che in questa occasione Grespan ha deciso di tirare esattamente in centro al portiere senza valutare la possibilità di farlo sedere. Lui di solito in quelle occasioni fa un bel movimento con finta di tiro di dritto e tiro di rovescio e spesse volte fa gol in questo modo spiazzando il portiere. Adesso tiro di Ciubo che finisce alto anche questo. Vicenza recupera il disco, ancora il Vicenza con Baggio per Giaretta ma recupera bene David Sagui che la passa dietro a Alessandro Palù. Vede Sagui, bel passaggio, Sagui, bel tiro di rovescio ma parata del portiere. Ancora David, riesce a intercettare il disco, la mette al centro, fallo adesso ma l'arbitro non fischia, si continua a giocare anche se David ha preso una bastonata in faccia praticamente. Baggio, Bettello riesce a saltare 2 uomini ma non il terzo, ancora lui dietro porta del Treviso ma arriva Palù, si lotta in balaustra, alla fine dallo scontro Palù perde addirittura il casco. Comunque non ha fischiato nessuna penalità l'arbitro, si riparte con l'ingaggio. Palù si è incastrato nelle reti con il casco, quindi effettivamente la penalità secondo me non c'era. Ok, entra
quella che è diventata la terza linea adesso. Alberto Corbetta vede Marco Quinto che ha la pista libera davanti, potrebbe partire in velocità, vede Joshua Bartolomei che però perde il disco. Aveva due persone su di lui. Zazzaron lascia Marcon. Marcon al numero 15 fa un tiro da lontano ma esce. Ancora disco pericolosamente davanti alla porta del Treviso, ma Canner lo recupera. Passa dietro Alberto Corbetta che vede Marco Quinto. Va velocissimo Marco. Cerca un tunnel ma viene fermato da Marcon. Giaretta perde l'attimo per il tiro ma riesce a mantenere il possesso. Adesso cade, recupera Tommaso Canner molto bene. Ancora Tommaso, tiro adesso di Tommaso ma parata del portiere. Zazzaron bisogna, è un buon giocatore, riesce a fare dei tiri d'improvviso che non sono per nulla semplici da parare. Beh, ricordiamo che è un giocatore che ha giocato anche in Serie A col Padova diversi anni, quindi non è il primo venuto. Disco, adesso bel tiro del Vicenza che però disco esce. Ingaggio adesso per un attimo, Nespolo stava per partire in contropiede ma recupera ancora il Vicenza. Bel passaggio adesso per il numero 9 che è De Lorenzi Alessandro, ma recupera Nespolo, la passa Bianchin. Questa è la linea degli under 16, ancora Bianchin che però perde il disco e cade anche. Un po' dubbia perché è stato un po' dai pattini dell'avversario. Tiro del Vicenza, parata di Marino. Santarossa vede Nespolo, Nespolo va velocissimo, vede Bianchin. Bianchin vede Grespan, bella azione ma non gran tiro di Grespan anche in questo caso. Baggio lascia dietro a Zazzaron, ancora Baggio, ancora Marcon. Si poteva fare un tiro migliore, cosa dici? Pappaluca? Direi di sì, il tiro non gli è uscito bene dalla stecca. Peccato, era una bella azione di prima. Adesso il Vicenza col disco dietro porta. Lancio lungo. Sì, questi lanci lunghi se non sono ben indirizzati verso una stecca sono più pericolosi che fruttuosi, quindi bisogna sempre valutare bene quando si fa. Santarossa adesso vede Nespolo che salta un uomo. Grande Nespolo ma adesso perde il disco. Non lascia il disco al momento giusto. Bel passaggio adesso di Cremonese per Zazzaron che tira, bella parata di Marino. Ma ancora il Vicenza col disco. Sembra che la partita si sia un po' rianimata. Cremonese, Zazzaron, tiro con deviazione molto pericolosissima, ma per fortuna il disco esce. Ma ancora il Vicenza col disco. L'arbitro fischia probabilmente perché il disco era trattenuto coi pattini contro la balaustra, quindi si riparte con l'ingaggio. Seconda linea dentro. Darin riesce a prendere il disco, bel passaggio a Palù che però è stato sbilanciato da un difensore. Il Vicenza recupera il disco dietro porta adesso col numero 29. Ma recupera Davis Agui, bel tiro ma centrale, facile preda del portiere. Sì, diciamo che con questi portieri qua se non li fai spostare fai difficoltà a trovare un pertugio libero da infilare il disco.
quindi i tiri così Bisogna fare un bel tiro come aveva fatto Palù in occasione del gol del primo tempo, sì. che ha trovato l'angolino perfetto. I Ciubo tiri che arrivano adesso nella direzione del patinaggio sono sempre facili per un portiere perché riesce a prevedere da dove arriveranno, quindi tendenzialmente bisogna sempre tentare di farlo spostare. Palù vede Sagui, tiro di Sagui, Come quasi la testa, e recupera ancora il Treviso, tiro da lontano di Ciubo per una deviazione, buon tiro. e recupera ancora Darin, vede Ciubo ma il disco si alza e non riesce a fermarlo Ciubo e riparte Zazzaron velocissimo, tiro di Zazzaron che esce di un attimo. Palù, azioni molto veloci adesso da una parte all'altra della pista. Palù torna indietro però per consentire il cambio. Infatti adesso è entrata la terza linea con Tommaso Canner, lascia Marco Quinto. Marco cerca di passare in mezzo a tre avversari, ce la fa. Lascia Michele che passa dietro a Tommaso Canner che cerca di saltare un uomo. Bravissimo coi pattini, riesce a passarla dietro a Marco che però perde il disco, tiro alto di Giaretta. Si lotta in balaustra adesso in 4 giocatori. Disco congelato in balaustra, si riprende con un ingaggio nel disco difensivo del Treviso. Mancano 11 minuti alla fine della partita, il risultato fermo sull'1-1. Marco Quinto, l'ingaggio alla fine è vinto dal Vicenza, numero 88, cerca di buttarla dentro, adesso il numero 9, passa a Bettello che vede Cremonese, ancora Cremonese, la mette al centro, ma il passaggio è sbagliato, Michele Salviato. Attenzione, tiro di Michele, ma parata, c'era anche Marco Quinto che poteva starci un passaggio. Sì. Tommaso Canner, anche lui, tiro da lontano per cercare la deviazione, per un attimo c'era la possibilità di rimbalzo, ma è arrivato per primo un difensore del Vicenza. Adesso un bel passaggio di Bettello che torna indietro, cerca spazio, tiro da lontano che finisce contro Tommaso Canner. Ancora Tommaso. Tiro di Tommaso, parata del portiere, ancora Tommaso Canner col disco, la mette al centro, c'è Alberto Corbetta che anche lui è un bel tiro, vediamo, cerca la deviazione sotto porta che c'è stata di Marco Quinto, ma il portiere è riuscito a parare, ancora Marco, vede Canner che non riesce il tiro, quindi la ripassa dietro Alberto per mantenere il possesso, tiro, ancora il volo di Tommaso, stavolta gli riesce ma troppo centrale e il portiere trattiene. Una buona coordinazione di Tommaso Canner che in questo caso forse era un po' troppo distante dalla porta, quindi il portiere è riuscito a spostarsi nel frattempo, però tendenzialmente questo è un ottimo modo per riuscire a fare gol. È uno dei giocatori che ha il tiro migliore del Treviso insieme a Ciubo. Adesso la prima linea in pista con i 3 under 16, vediamo cosa riusciranno a fare. Il Vicenza adesso col disco, Zazzaron, Giaretta la mette al centro ma Nespolo recupera, passa Bianchin che la ripassa a Nespolo, ancora Bianchin. Bianchin fa una finta, salta un uomo, salta anche secondo. Alla fine lascia dietro Stefano Santarossa che la mette al centro per Grespan, però ci arriva prima il portiere. Adesso di Vicenza recupera con Zazzaron, attenzione che ha un bel tiro ma viene deviato dai gambali di Santarossa, ma recupera ancora Stefano Santarossa, è pressato da 2 giocatori, vediamo se riesce a mantenere il disco. Grande, la passa Ettore Grespan, la passa dietro molto bene usando la balaustra. Bianchin adesso vede ancora Grespan che torna indietro a Nespolo,
Ah, peccato Zazzaron. Per fortuna Marino è riuscito a fermare questo attacco di Zazzaron. Nespolo adesso tira contro il difensore del Vicenza. Zazzaron ancora Nespolo. C'è Bianchin là. Parata facile del portiere con la pinza. Erano in 3 contro 2, ci poteva stare anche qua un passaggio in più. Una buona giocata dei ragazzi giovani del Treviso che hanno un'ottima qualità di gioco, forse ancora un po' quella malizia manca per riuscire a essere un po' più spietati davanti alla porta e riuscire effettivamente a costruire quel gioco che mette in contropiede i difensori e anche il portiere. Attenzione, adesso si lotta in balaustra, alla fine Diciamo che il Vicenza sembra un po' stanco, quindi tende un po' a, non dico essere più nervoso, ma forse a appoggiarsi un pelo di più in balaustra e quindi a creare delle situazioni che sono un po' bel più passaggio di Palù per Darin che finisce contro un difensore. Beh, bisogna dire che il Treviso adesso che ha messo in pista anche gli under 16 un po' più può di giocare fiato. a 3 linee, quindi ha un vantaggio numerico di giocatori e dovrebbe essere un vantaggio in questo finale di partita. Bel passaggio di David per Darin ancora passa a Ciubo che ha un bel tiro, Qui il bel portiere tiro. ci mette proprio una pezza. Questo era un tiro difficilissimo da parare perché è stato improvviso. Sì. Ed era anche sull'angolo basso esterno che non In è diagonale per nulla facile coprire. No, infatti è stata una paratona del portiere. Decisamente sì. Guglielmi Damiano, il portiere, ricordiamo. Ingaggio vinto dal Treviso, ma il disco salta, ma Ciubo non si fa sorprendere, lascia Darin. Tiro di Darin, ancora parata, ancora Zazzaron, adesso col disco che torna indietro. Sembra quasi che il pareggio gli stia bene al Vicenza. In effetti ultimamente è molto più pericoloso il Treviso del Vicenza. Tiro di Darin ancora che cerca il pertugio in mezzo ai gambali, ma il portiere ancora una volta non si fa sorprendere e trattiene. Cambio linee. 7 minuti alla fine della partita, ancora 1-1. Joshua Bartolomei l'ingaggio, vince l'ingaggio al Treviso, passaggio dietro Alberto Corbetta che tenta subito un tiro non irresistibile, ma recupera Joshua, passaggio dietro sempre Alberto Corbetta, anche ancora un lancio lungo per cercare la deviazione di Marco Quinto, ma lungo che poteva quasi essere pericoloso. sì, soprattutto se non visto dal portiere con un rimbalzo per terra, che i dischi così possono anche entrare in porta. Si riparte con l'ingaggio, ancora Joshua, ancora vinto l'ingaggio da Joshua, molto bene, ancora il disco che pericolosamente davanti al portiere del Vicenza, ma alla fine viene trattenuto coi gambali. Si riparte con altro ingaggio. C'è sempre un giocatore del Treviso pronto davanti al portiere a cercare il rimbalzo sui tiri da lontano di Alberto Corbetta. Stavolta il Vicenza vince l'ingaggio. Attenzione che Marcon parte velocissimo, la mette al centro. Bravissimo Tommaso Caner, riesce a fermare il giocatore. Ancora Tommaso, parata ancora del portiere. Ancora Tommaso, vediamo se riesce a passarla dietro. No, Zazzaron, tiro, palo di Zazzaron, palo esterno per fortuna. Velocissimo Marco, ma fermato ancora da Zazzaron. Ancora Marco Quinto, Tommaso Canera adesso. Fasi un po' concitate, un po' di confusione. Baggio adesso che passa dietro, anche lui sbaglia, ma alla fine ecco Marco Quinto in 2 contro 1, tiro di Marco. Poteva anche qua cercare magari un passaggio, erano in 2 contro 1. Treviso comunque si fa sempre più pericoloso e cerca di mantenere sempre il possesso del disco. Cambio delle linee adesso, torna in pista
la linea degli under 16. Bianchini col disco, passaggio lungo a Alessandro Nespolo, vede Bianchin che fa un bel movimento ma gli sfugge il disco, passaggio dietro a Grespan ma passaggio sbagliato. Non c'è inteso. Grespan cerca di recuperare il disco, attenzione a non fare fallo, ancora il numero 15 Marino riesce a trattenere in due tempi. Per un attimo c'era l'occasione per il rimbalzo da parte del Vicenza, ma Marino sta facendo anche lui una partitona e non è sicuramente da meno di Guglielmi Damiano. Immagino che adesso il Vicenza tenti di fare un po' di attesa con il disco e puntare più che altro sui contropiedi per le prossime azioni. Almeno io, se fossi loro, farei così. Attenzione Grespan, ecco che poteva essere questo un contropiede del Treviso, ma recupera Zazzaron, bel passaggio di rovescio al numero 9 che viene fermato da Nespolo subito Bianchin vede Grespan per il tiro, Grespan viene fermato da un avversario, tiro di Bianchin, finisce sui gambali, adesso sono 2 del Vicenza e gol del Vicenza. Peccato, nonostante tutte le occasioni che ha avuto il Treviso negli ultimi minuti, alla fine il gol l'ha trovato il Vicenza con contropiede e un tiro che, se non ho visto male, è finito in mezzo ai gambali di Marino Prosdocimo. È finito davanti ai gambali di Marino Prosdocimo, che probabilmente era nascosto un pochettino dal difensore, dall'unico difensore che c'era in campo, Santarossa Stefano, e purtroppo time out adesso chiesto dal Treviso. Purtroppo per il Treviso, come spesso capita nell'hockey, tante occasioni non significa riuscire a essere efficaci nel punteggio. Quindi 2-1 adesso per il Vicenza. A 4 minuti e 36 alla fine della partita il Treviso siamo sicuri che ce la metterà tutta adesso per pareggiare. C'è Antonio Vendrame, il vice allenatore, perché sappiamo che Tobia Vendrame sta giocando col Milano contro il Vicenza in Serie A. Ecco che suona la sirena, si riparte. Ancora pochi minuti da giocare, adesso vedremo la strategia del Treviso quale sarà, se di tornare a giocare a 2 linee o se continuare con 3 linee, o se magari rimaneggiarle anche lievemente per tentare di essere un po' più offensivi, perché tanto sul 2-1 a 4 minuti dalla fine. Ingaggio vinto dal Vicenza, ma David Sagui lotta come un leone per recuperare il disco insieme a Mattia Darin. Arriva anche Ciubo, ma alla fine l'ha vinta il Vicenza con Giaretta. Tenta un tiro che esce, recupera Alessandro Quarù, un po' di carica in balaustra, ma l'arbitro lascia correre. Ancora Ciubo, passa dall'altra parte Mattia Darin, grandissimo, riesce a recuperare il disco, ma adesso è il Vicenza che imposta con il solito Zazzaron, tiro da lontano, tiro alto, recupera Palù, fa una finta, va dietro porta. Diciamo che tendenzialmente Zazzaron fa sempre solo quello, fa finta di tirare, fa finta di passare e poi tira. Sì. Sostanzialmente è tutta la partita che continua a fare quello, gli viene bene. Anche se finora mi pare che non abbia fatto gol lui, però no. Nella classifica marcatori ha 9 gol all'attivo, quindi vuol dire che sa tirare, e per un attimo non ci smentisce subito, perché ha fatto un bel tiro, ma ancora parata di Marino. Adesso passaggio deviato, Zazzaron la passa dietro Giaretta vede il numero 15, bella parata di Marino. Il tiro è stato di Bettello Mattia.
Treviso Bella. decide di continuare a 3 linee, giustamente. Sì, in campo la terza linea è pronta già dal cancelletto la prima. Mancano 3 minuti. Ingaggio vinto da Marco Quinto, Alberto Corbetta, Marco, Tommaso Canner, ancora Marco, ancora Alberto Corbetta, attenzione che perde il disco per un attimo ma la ripassa Tommaso Canner. Ancora Alberto, Decido di tirare da lì. tiro Però, senza troppe pretese. L'abbiamo già detto, un tiro del genere con un'attesa così lunga per un portiere. Troppo Soprattutto facile. sul primo palo angolato. Ma anche molto perché facile. è un portiere che sa trattenere il disco, quindi non lascia la possibilità di rimbalzo, raramente. Raramente, sì, c'è da dire. Ingaggio vinto dal Treviso, disco a Tommaso Canner, Alberto la butta su senza guardare troppo, un po' a caso, quindi il Vicenza recupera e la buttano dietro. Probabilmente adesso iniziano a gestire il disco, a cercare di far passare il tempo perché mancano 2 minuti e sono in vantaggio di un gol. Un gol nell'hockey sappiamo che non è niente, ma se il Vicenza riesce a tenere il possesso per 2 minuti, chiaramente non dà la possibilità al Treviso di tirare. Ancora il Vicenza. Adesso tentano un'azione in attacco con il solito Zazzaro, ma Alberto riesce a fermarlo. Lascia David Sagui dietro. 1 minuto e mezzo alla fine. Infatti rimaneggiano le linee, mette dentro una linea un po' più offensiva. Nespolo vede Alessandro Palù, bel tiro ma sempre centrale. Poteva salire un po' perché aveva pista libera Palù. Sì, 2 o 3 passi in più Ci stavano. arrivare a un 7-8 metri dalla porta invece che a un 10. Anche perché poteva starci anche un assist ad Ring che era là. Sì. Questo portiere non lo prende in castagna facilmente così. Palù all'ingaggio. L'arbitro fischia, ha visto qualche irregolarità nell'ingaggio, quindi è da ripetere. Più o meno come prima, il disco del Vicenza. Ancora il Vicenza con Giaretta, attenzione, ha davanti Nespolo, ma arriva Palù da dietro che riesce a fermarlo, lascia Darin, da lì cerca di ripassarla a Palù, ma recupera Giaretta, tiro da lontano, finisce su Nespolo, Nespolo riesce a fermarlo, David Sagui adesso la mette al centro, attenzione, qua ci poteva stare un fallo, l'arbitro fischia, infatti c'è stata una spinta Alessandro Palù che si era alzato con aria minacciosa ma alla fine è tornato sui suoi passi. Vediamo se sì, ha dato la penalità. Questa penalità poteva essere al Vicenza. questo gesto poteva essere anche pericoloso per il giocatore di Treviso, perché una spinta nei pressi della porta può essere anche pericolosa proprio dal punto di vista fisico. Non sono mai belle questi tipi di azioni nell'hockey. Perché... No, ma d'altronde quando manca un minuto alla fine della partita succede sempre di tutto e qua c'è stata una spinta contro Palù che è finito contro il palo della porta, poteva veramente farsi male, infatti deve essersi anche fatto male. E in ogni caso adesso il Treviso ha l'ultima chance per pareggiare in una situazione di power play, peccato che mancano solo 48 secondi, quindi non potrà sfruttare tutti i 2 minuti di power play. Adesso c'è il capitano del Treviso che infatti c'è della tensione se la per quel motivo lì. Se la prende col capitano del Vicenza che si era avvicinato troppo, forse voleva ascoltare gli schemi del Treviso. Allora, il Treviso si gioca questo power play, l'ultima chance diciamo di questa partita con
Capitano David Sagui, Tommaso Caner, Mattia Darin e Alessandro Palù. La linea, diciamo, degli esperti. Sì, Probabilmente è giusto metterci dell'esperienza in questi momenti. di sicuro sì. Palù però è costretto a uscire, non capiamo bene il perché. L'arbitro l'ha fatto uscire, è il giocatore che ha subito il fallo prima. Vabbè, è entrato Alberto Corbetta. Strana questa cosa, non mi risulta che da regolamento chi subisce il fallo deve uscire. No, non c'è motivo. Disco vinto dal Treviso, esce Marino, 5 giocatori di movimento, il quinto è Mattia Bianchin che è appena entrato, primo tiro finito sui gambali di un giocatore del Vicenza, ancora disco del Treviso, David Sagui, Alberto Corbetta, David, Tommaso Caner per un attimo ha fatto un tiro che poteva essere un ottimo assist, ancora David Sagui, Bianchin, tiro al volo, ancora Bianchin, gol! Gol di Tommaso Caner su assist di Bianchin a 18 secondi dalla fine della partita. Succede l'imprevedibile. Non sempre, ma ogni tanto il quinto uomo in campo aiuta, non è proprio così probabile riuscire a portarsi a casa il punto quando si è in superiorità numerica, soprattutto a un minuto alla fine. Ma stavolta il Treviso ce l'ha fatta e i 5 giocatori di movimento è stata la scelta fondamentale per riuscire a fare questo gol, perché c'era un giocatore in più che alla fine si è rivelato Tommaso Caner, che si è trovato Al posto giusto, davanti, nel momento giusto. davanti al portiere su un bel assist di Bianchin e tirando al volo è riuscito a beccare l'angolino in basso a sinistra del portiere, stavolta non ci è arrivato. Attenzione che il Vicenza cerca di recuperare il disco, ma la partita è finita. Quindi 2-2 alla fine dei tempi regolamentari, un punteggio a mio avviso giusto per quello che si è visto in pista. E Sì. quindi adesso le squadre si giocheranno la vittoria all'overtime con un golden goal, quindi il primo che segnerà vincerà la partita, chi perderà però prenderà un punto e chi vince 2. Questo 2-2 è effettivamente abbastanza equilibrato, cioè fa vedere effettivamente le forze che si sono viste in gioco oggi, anche se il pronostico poteva sembrare più a favore del Vicenza. La partita giocata un po' più. Ci sono 5 minuti di pausa adesso per rifiatare. Il Treviso diciamo che ha, ripeto, un vantaggio numerico di avere più giocatori, quindi sì. si presume che il Vicenza sia un po' più stanco, quindi potrebbe essere un vantaggio, ma Sì, anche se la sudden death, come si dice nell'hockey ghiaccio, che il golden goal. questo power, supplementari con la morte improvvisa non è mai detto. Sì, è sempre un'incognita perché può succedere di tutto, appena una squadra fa gol la partita finisce. E tra l'altro l'overtime è previsto che venga giocato da 3 giocatori contro 3. Questo serve per agevolare il gol, è molto più facile trovare spazi e fare gol in 3 contro 3.
Ultimo minuto di pausa di questa fine tempi regolamentari, inizio dell'overtime. Vediamo le due squadre che schiererà. Per il Vicenza immagino che ci sarà Bettello, Zazzaron sicuramente. Zazzaron sicuramente. Nel frattempo vi ricordo che il primo gol del Vicenza è stato di De Lorenzi e Alessandro su assist di Marcon Giampietro, e anche il secondo gol sempre di De Lorenzi e Alessandro su assist di Zazzaron Giacomo. Per il Treviso ha segnato Pallù Alessandro su assist di Darin e poi Tommaso Caner su assist di Bianchin. Tutto pronto per iniziare l'overtime di 5 minuti. Pallù all'ingaggio con David e Darin. Anche in questa situazione l'allenatore ha optato per l'esperienza. Quindi 3 contro 3. Darin segue il disco, ma è ancora in possesso del Vicenza col numero 9. Adesso Pallù, stecca alta, fischio dell'arbitro, si riparte con l'ingaggio da centrocampo, per fortuna che non è una penalità. Cambio, entrano Bianchin, Nespolo e Caner. Quindi l'allenatore del Treviso sta facendo cambi veloci. Sono passati appena 24 secondi, è già cambiato, quindi avendo più giocatori se lo può permettere. Vicenza adesso col disco, passaggio a Zazzaron, ma recupera Bianchin, attenzione, bel passaggio a Nespolo, bel tiro di Nespolo, peccato, parata del portiere. Ancora Nespolo, dietro porta del Vicenza, cerca un passaggio ma alla fine è costretto a tornare indietro da Tommaso Caner, che è rimposta da dietro porta. Passaggio a Nespolo ancora, 1 contro 1. Zazzaron riesce a fregargli il disco, ancora Zazzaron che salta anche Bianchin. Passaggio a Bettello, tiro di Bettello, bel tiro, ancora Zazzaron, gol di Zazzaron. Peccato perché si meritava la vittoria. Vicenza è stato spietato nella prima occasione dell'overtime, è riuscito a segnare Zazzaron su assist di Bettello. La partita finita col punteggio di 3-2 per il Vicenza. Saluto a tutti. Ciao Luca. Saluto adesso tra le squadre, rimane un po' di delusione perché poteva essere tranquillamente una partita vinta anche dal Treviso, viste le occasioni avute, i tiri fatti. Non avrebbe rubato niente il Treviso se avesse vinto. Comunque intanto grazie all'overtime il Treviso guadagna un punto e il Vicenza 2. Saluto adesso al pubblico da parte del Vicenza e anche da parte del Treviso, pubblico anche molto numeroso.